50, 15, 60. Silvia, Arianna e Giulia gestiscono un centro estetico a Chiampo, in provincia di Vicenza. Saranno tra gli ultimi a riaprire il 1° giugno, eppure hanno trovato il modo di incassare qualcosa lo stesso, senza violare le regole della serata imposta dal coronavirus. Vi è arrivato quanto? 1.500 euro. Quei soldi permettono loro di stare a galla e ci sono grazie a Paolo Dallago. Lui abita a Vicenza, è un imprenditore digitale e un mese fa ha aperto il sito torniamopresto.it. L'idea alla base è coniugare internet al concetto di buono spesa. Le attività economiche si iscrivono e i clienti acquistano voucher da usare alla riapertura, garantendo intanto un po' di liquidità. Posso acquistare un buono spesa del valore che preferisco, pagando tramite PayPal o carta di credito, oppure posso inviare un messaggio direttamente all'attività tramite il form che c'è all'interno della pagina. In Veneto sono più di 500 i negozi che hanno aderito, ma la cosa si sta estendendo. Abbiamo iscrizioni di attività della Calabria, della Sicilia. Il progetto è nato da subito come una iniziativa benefica, diciamo, senza scopo di lucro. Noi non guadagniamo assolutamente nulla da questa iniziativa. È il nostro modo di metterci a disposizione. Ci aiuta perché altrimenti neanche quelli ci sarebbero. Paghiamo l'affitto e le bollette per il momento.